Le vacanze quest'anno fanno paura. Chi parte del resto al suo ritorno potrebbe non trovare più il posto di lavoro. E questo l'allarme lanciato dalla CGIA di Mestre che per l'ultimo trimestre dell'anno 2010 prevede la perdita di ulteriori 70.000 maestranze. Una flessione fisiologica nell'occupazione che il bel paese registra da 3 anni invariabilmente verso la fine dell'anno e che quest'anno si riduce addirittura un po', andando a confermare la piccola ripresa che viene registrata a livello industriale sul piano nazionale. Insomma, poteva andare peggio, direbbero gli osservatori economici, eppure gli artigiani di Mestre approfondiscono l'argomento, ricordando che il 2010 si chiuderà con un saldo negativo di 181.000 occupati, che in tutto sono ben oltre i 2 milioni. Tutti figli della crisi? Sembrerebbe di sì. Continua la CGA che ha calcolato che la congiuntura economica ha bruciato di suo negli ultimi 2 anni 561.000 posti di lavoro, numeri che hanno innalzato di 2,3 punti percentuali il tasso di disoccupazione che nel nostro paese si era fermato a quota 6,7. Insomma, un'emorragia che ancora non si è lasciata contagiare dal timido impennarsi del PIL che al momento si stanno godendo solo alcuni privilegiati assetti economici. E ormai tra le tante brutte notizie c'è che non ci prova più. Al 30 giugno di quest'anno il tasso di inattività nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 64 anni ha toccato il 37%. In termini assoluti si tratta di 103.000 persone in più che hanno smesso di cercare lavoro, andando ad ingrassare le fila di un esercito che in Italia conta già 14 milioni e mezzo di sfiduciati.